La corsa è aperta. Napoli e Inter si sfidano per Sambuchema, il difensore sensazionale della Serie A. Da dietro le quinte del Bologna arriva una notizia che potrebbe scuotere il mercato di giugno. Il 25enne difensore olandese Sambuchema è destinato a diventare uno dei nomi più ambiti della prossima estate europea. E attenzione, tifosi del Napoli, il vostro club è tra i principali interessati al giocatore. Ma avrà una forte concorrenza davanti a sé. Secondo il Corriere dello Sport, non ci sono stati progressi sul rinnovo del contratto tra il Bologna e il giocatore. Il che apre le porte a una cessione imminente. Arrivato nel 2023 dall'AZ Alkmaar, Sambuchema ha vissuto un periodo di adattamento sotto la guida di Thiago Motta. Ma è con Vincenzo Italiano che ha fatto il vero salto di qualità. Veloce, intelligente dal punto di vista tattico e con un'ottima lettura del gioco. Si è imposto come uno dei migliori centrali dell'attuale Serie A, attirando naturalmente l'attenzione di club italiani e internazionali. Napoli e Inter sono tra i più interessati, ma non mancano le richieste dall'estero, che potrebbero gonfiare il valore di mercato del giocatore nelle prossime settimane. Il Bologna, dal canto suo, è consapevole dell'interesse e sta già preparando offerte importanti. L'assenza di trattative concrete per il rinnovo del contratto è un chiaro segnale che il consiglio d'amministrazione rossoblù potrebbe essere aperto a una cessione strategica, soprattutto se la cifra fosse abbastanza alta da finanziare rinforzi in altre posizioni. Il fatto che Sambuchema abbia già giocato in competizioni europee e si sia confrontato con attaccanti d'élite gli conferisce un profilo ideale per i club che disputeranno la Champions League nel 2024-25. Esattamente il caso di Napoli e Inter. Allora, tifosi del Napoli, vogliamo sapere cosa ne pensate. Approvate l'arrivo di Sambuchema per rafforzare la difesa azzurra? Pensate che sia il nome giusto per sostituire Kim o per aggiungere maggiore solidità alla squadra di Conte? Commentate qui sotto e partecipate alla discussione, perché il futuro della nostra difesa potrebbe cambiare.